Noi stasera però siamo a Summaga e Summaga ha le sue necessità. E voi sapete bene che io sono venuta diverse volte a Summaga a incontrare i cittadini e delle istanze, se domani leggerete, domani o dopodomani, non mi ricordo, forse dopodomani, o comunque in questa settimana, ci saranno degli articoli sul Gazzettino, perché la giornalista ci ha chiesto di dare un'indicazione di cosa intendiamo fare per le frazioni. E io che cosa ho detto, che cosa ho riferito? Non i grandi discorsi geologici, tutti uniti, vogliamoci bene, eccetera. Ho citato esattamente quanto i cittadini di Summaga mi hanno chiesto, quanto i cittadini di Predozzo mi hanno chiesto, quanto i cittadini delle varie frazioni mi hanno prospettato come necessità. Questo si intende che non andremo a fare ordinaria manutenzione, queste saranno le cose primarie sulle quali l'amministrazione si confronterà. Dopodiché non basta questo, perché a Portogruaro siamo, converrete con me, non dico fermi, ma non è che ci si muova tanto di più. Dobbiamo creare delle prospettive, ovviamente in collaborazione con la Regione, tenendo ben presente che le opportunità ci arrivano dall'Europa, per offrire così, creiamo le prospettive perché Portogruaro diventi una città bella, vivibile, in crescita, nella quale la gente ha voglia di fare. Però io ho bisogno di chiedere ai cittadini di Portogruaro una cosa importantissima, anzi non chiedere, ve lo dico proprio. Io ci metterò la mia faccia, quando qualcosa non andrà avete tutto il diritto di venire da me a dirmi se avevi promesso o non l'hai fatto, però sappiate bene che io a tutti i cittadini di Portogruaro dirò all'occhio, io ci ho messo la faccia e sto lavorando, ma anche voi. Non crediate che una volta finito, amici come prima. Un esempio banalissimo, quando io vedrò qualcuno, ovviamente non sarà una cosa di polizia, ma quando vedrò qualcuno che trascurerà la nostra città, farà, non so, anche lo stesso, girare senza rispettare, qui avete un problema ad esempio di attraversamento pedonale con auto che sfrecciano per esempio. Ci deve essere una coscienza civile, che ci aiuti a crescere meglio, quindi noi ci mettiamo l'impegno, tutti coloro che sono stati eletti ci metteranno il massimo dell'impegno, ma i cittadini devono dare una parte della loro anima, quindi non deleghiamo più tanto, tutti presenti per il bene di Portogruaro. Io spero che sia un fatto condivisibile e accettabile, penso che sia una cosa che possiamo chiedere.